La truffa dei SIP6, certificati verdi dei finanziamenti a inceneritori centrali a carbone e scarti petroliferi assimilati alle energie alternative continua, soldi prelevati in presa diretta dalla nostra bolletta dell'Enel. I nostri dipendenti al governo lavorano a tempo pieno per petrolieri, costruttori di inceneritori e centrali a carbone. Dopo la parola assimilati hanno creato un'altra magia, una nuova parola magica, autorizzati. Impianti autorizzati fino al 31 dicembre 2006, invece di costruiti fino al 31 dicembre 2006 come era prima. Le palle non girano, le palle invece sì. È un raffinato sistema di connessioni tra business e politica, un piccolo gruppo controlla il settore dell'eolico. Molte società sono presenti, ma dietro ci sono sempre le stesse persone. Dichiarazione di Roberto Scarpinato al Financial Times. Il giornale riporta in prima pagina indagini sulla mafia e sui possibili collegamenti per la costruzione di impianti eolici. All'interno è dedicata una pagina intera sull'argomento. Dopo il passato si stanno fottendo anche il futuro. Le energie rinnovabili sono un nuovo terreno di scambio tra imprese e politica e criminalità organizzata. Alle spalle d'Italia una lunga storia di inceneritori, discariche di rifiuti tossici, depuratori mai avviati, malattie, cibi inquinati, acque ridotte a fogne. Ora si riparte, come prima e più di prima. Ovunque arrivino i contributi pubblici, lavorano i politici collusi, voto di scambio la distruzione del territorio. Abbiamo inventato le pale eoliche da paesaggio, che funzionano da ferme. Le pale non si muovono, girano solo le pale. Esistono 30 impianti eolici in Sicilia, altri 60 sono stati approvati e 226 sono in lista d'attesa. Se funzioneranno tutti, la Sicilia si alzerà in volo. L'Agenzia internazionale per l'energia ha valutato in 1,2% l'energia prodotta dal vento in Italia nel 2007. In Danimarca è stata del 20% e in Spagna del 9,8%. Finanziamenti europei all'Italia devono finire, l'ho già detto a Bruxelles nel 2007, come dare i soldi a Bocassa. In Italia si cianca sul federalismo fiscale, sarebbe meglio chiamarlo spartizione fiscale dei contributi europei e delle nostre tasse. Tanto nel mondo la produzione di energia eolica ha superato il nucleare. La Campania ha centinaia di impianti eolici sulle colline, un paesaggio veramente straordinario. E qui vediamo l'abbinamento del secolo, vento ed energia, pubblico e privato. Noi siamo i più grandi produttori al mondo di piloni per l'eolico. La fabbrica è a Priolo dove c'è anche una raffineria di Garone. Ecco la schizofrenia di oggi, petrolio e vento. Si buttano tutti su questa energia perché è il futuro, anche i petrolieri. Si buttano Moratti, Garone, si buttano L'Enel e Reni. Ma il loro core business, il loro lavoro principale per il 95% rimarrà sempre il petrolio marcio. Sono dei fossili. Si fiondano su queste cose perché hanno i finanziamenti pubblici. Risparmio è una parola che fa un po' paura al giorno d'oggi nella società del consumo, ma potrebbe essere la parolina magica. Non serve produrre più energia, basta iniziare a usarla meglio. Risparmio energetico parte dalle piccole cose della nostra casa, per esempio dal davanzale e dal lavandino, quindi avere delle finestre, dei serramenti molto chiusi e che adiabatici, che quindi non disperdano il calore e l'energia prodotta dai sistemi di riscaldamento e che quindi mantengano una temperatura ideale costante al variare delle condizioni esterne. E avere degli impianti idraulici efficienti, non dispersivi di risorse idriche, anche con un sistema di riutilizzazione per esempio degli scarichi delle acque chiare per i servizi sanitari oppure delle acque provenienti dalla pioggia e quindi dalle grondaie e dai tetti, come avviene già in gran parte dell'Europa. Riciclo dei rifiuti anziché riciclo della politica.
e crescita e sviluppo delle fonti rinnovabili e della correlata efficienza delle fonti rinnovabili. Quindi che fare? Nel riscaldamento degli ambienti una politica energetica finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2, anche per evitare sanzioni economiche previste dal Trattato di Kyoto nei confronti dei paesi inadempienti. Applicazione immediata della normativa, già prevista dalla legge 10 del 91 e prescritta dalla direttiva europea 76 del 93 sulla certificazione energetica degli edifici, norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Razionalizzare l'uso dell'energia per il riscaldamento degli edifici. Il risparmio energetico si ottiene a partire dalla temperatura media dell'ambiente di un edificio originata dallo scaldo tra gli apporti e le dispersioni di calore, al fine di prefissare una temperatura ottimale. Definizione della classe C della provincia di Bolzano come livello massimo di consumi per la concessione delle licenze edilizie relative sia alle nuove costruzioni sia alla ristrutturazione di edifici esistenti. E applicare quindi la normativa proposta dalla provincia di Bolzano in data 8 ottobre 2002 con delibera 96 38.108. La classe C è lo standard minimo a cui riferire la progettazione e la realizzazione degli edifici secondo un metodo di certificazione degli edifici Casa Clima entrato in vigore nel 2005 per riscaldare efficientemente la superficie degli edifici. Riduzione di almeno 10% in 5 anni dei consumi energetici del patrimonio edilizio degli enti pubblici con sanzioni finanziarie per inadempienti. Agevolazioni sulle anticipazioni bancarie e semplificazioni normative per i contratti di ristrutturazione energetiche con metodo ESCO, Energy Service Company, ovvero effettuate a spese di chi le realizza e ripagate dal risparmio economico che se ne ricava. Elaborazione di una normativa sul pagamento a consumo dell'energia termica nei condomini, come previsto dalla direttiva europea 76 del 93, già applicata da altri paesi europei. Nella produzione di energia elettrica e termica una politica energetica finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 anche accrescendo l'offerta deve articolarsi nei seguenti punti: potenziamento e riduzione dell'impatto ambientale delle centrali termoelettriche esistenti, per esempio aumentandone il rendimento e utilizzando i cicli combinati gas e vapore. Incentivazione della produzione distribuita di energia elettrica con tecnologie che utilizzano le fonti fossili ma nei modi più efficienti, come la cogenerazione diffusa di energia elettrica e calore a partire dagli edifici più energivori, ospedali, centri commerciali, industrie con processi che utilizzano calore tecnologico, centri sportivi, eccetera. Vantaggi derivanti dall'uso dei combustibili fossili sono diversi: compatti, facilmente trasportabili e immagazzinabili. La cogenerazione consiste nella produzione e consumo di diverse forme di energia a partire da un'unica fonte. Questo metodo implica un risparmio di energia primaria dell'ordine del 35-40%, diminuendo i costi energetici. Estensione della possibilità di riversare in rete e di vendere energia elettrica anche agli impianti di microcogenerazione di taglia inferiore ai 20 kW. Incentivazione della produzione distribuita di energia elettrica estendendo a tutte le fonti rinnovabili la microcogenerazione diffusa la normativa del conto energia, vincolando ai kilowatt riversati in rete nelle ore di punta ed escludendo kilowattora prodotti nelle ore vuote. La normativa sul conto energia serve per far sì che il cittadino possa produrre energia rinnovabile e se ne produce in eccesso venderla. L'applicazione rigorosa della normativa prevista dai decreti sui certificati di efficienza energetica, anche in considerazione dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che essi comportano.
eliminazione degli incentivi previsti dal SIPSE alla combustione dei rifiuti in base al loro inserimento privo di fondamento tecnico-scientifico tra le fonti rinnovabili. Legalizzazione e incentivazione della produzione di biocombustibili vincolando all'incremento della sostanza organica dei suoli e le produzioni agricole finalizzate a ciò. Incentivazioni della produzione distribuita di energia termica con fonti rinnovabili, in particolare le biomasse vergini in piccoli impianti finalizzati all'autoconsumo, con un controllo rigoroso del regno proveniente da raccolte differenziate ed escludendo dagli incentivi la distribuzione a distanza del calore per la sua inefficienza e il suo impatto ambientale.